In Blue, Jazz and Fusion. Allora, sapete che esiste un sottogenere della musica contemporanea che io amo definire musica afro-napoletana e che in qualche modo testimonia un percorso di avvicinamento fra l'America e la capitale della musica in Italia. È una tradizione che parte da fine Ottocento, quando Berardo Cantalamessa incise uno dei primi dischi in assoluto in Italia. Era un disco in napoletano, a risa. In realtà era una cover di una canzone americana che si chiamava The Laughing Song. Ecco, da Berardo Cantalamessa in epoca archeologica allo swing che ha toccato le sponde dell'Atlantico negli anni 20 e 30 per arrivare poi a Carosone, arrivare a Pino Daniele, ecco, c'è un universo straordinario che tiene insieme queste due grandi tradizioni cosmopolite che sono quelle del jazz americano e quelle della musica e della canzone napoletana. Questo genere afro-napoletano si arricchisce di un contributo straordinario. E allora oggi, intanto un saluto da Paolo Prato che vi parla, da Fulvio Politi alla parte tecnica. Oggi abbiamo proprio con noi un artista che rappresenta, diciamo, l'ultimo in ordine di tempo significativo contributo in questo senso. Lei si chiama Letizia Gambi, ha appena pubblicato un album dal titolo Introducing Letizia Gambi e noi la introduciamo al nostro pubblico e collegata al telefono con noi. Ciao Letizia. Ciao a tutti e grazie. Allora, intanto devo dire, insomma, tu sei molto giovane, debutti con un album che è pubblicato da un'etichetta indipendente che si chiama Jando Music, con un album che ti in qualche modo, se non altro, basta leggere il parterre dei musicisti e si capisce che non è uno dei tanti debutti. Io vorrei che fossi tu, ecco, intanto a partire, ecco, dagli amici che ti hanno sostenuta e accompagnata in questa avventura, prima ancora di dire di che cosa si tratta. Beh, prima di tutto chiaramente il mio maestro, mentore e produttore artistico che è Lenny White, che diciamo è colui il quale mi ha dato questa grande possibilità, ha creduto in me dall'inizio, e quindi è grazie a lui che a ruota poi appunto sono seguite le partecipazioni di Chick Corea, Ron Carter, Wallace Rooney, Gato Barbieri, Gil Goldstein, Patrice Rushen, e anche abbiamo registrato tutto negli Stati Uniti, ma c'è un brano che abbiamo fatto in Italia con dei bravissimi jazzisti italiani che sono Antonio Faraò, Dario Rosciglione e Max Ionata. Ecco, e allora io ovviamente ci sono tanti altri musicisti anche, certo. Ti fermo qui proprio perché mi dai la possibilità subito all'inizio di partire proprio con l'ascolto del tuo album, proprio con questo brano che è stato registrato in Italia, qui a Roma, alla Casa del Jazz, ed è un brano, insomma, che riserva molte sorprese. Io non voglio dire il titolo perché voglio un po' vedere se i nostri ascoltatori riconoscono, diciamo, in questo arrangiamento inedito, riconoscono qualcosa di molto molto familiare. I can't get you out of my heart. Once more with you will last forever. Wherever you go, my heart will go too. I can't get enough
I wait for you. I shed a tear secretly, holding the picture I found. I feel alone inside of me, even with people around, even if I'm not alone. And I shed my secret tears. I spend each day waiting when I can feel your heart beat again, whispering love things in your ear, living my life with no fear. I must return to those years, and now I shed my secret tears. Allora, lasciamo sullo sfondo questa prima traccia dell'album che in inglese si intitola Secret Tears. Ci vuoi dire tu, Letizia, di che cosa si tratta, che cosa abbiamo ascoltato? Allora, abbiamo ascoltato una rivisitazione di Una furtiva lacrima, l'aria di Donizetti, tratta dall'Elisir d'amore, l'opera del 1800 appunto di questo grande compositore italiano. Il riadattamento e le parole sono mie in inglese e questo appunto è uno dei tasselli di questo percorso che noi chiamiamo cultural fusion, che è quello che io volevo portare avanti e che ho avuto la possibilità appunto di poter condividere con questi grandi musicisti che lo hanno appoggiato. Quindi è una cultural fusion, è una fusione culturale della mia cultura, chiaramente, che è italiana e napoletana, perché appunto io sono nata a Napoli quindi le mie radici sono quelle, e quella del mio produttore Lenny White, che è jazz nero americana, e di tutti coloro che poi lui ha chiamato come ospiti nel disco, per cui è un'unione di due cose, e chiaramente l'opera è qualcosa che ci rappresenta nel mondo in maniera egregia, Certo. ed è quindi stato uno delle cose che abbiamo voluto ritrattare e riproporre in maniera un po' diversa. Ecco, allora faccio un passo indietro e nel chiederti come mai aprire con questa scelta classica che però al tempo stesso si inserisce in una tendenza che è molto italiana, perché in questo periodo stanno uscendo moltissimi album di giovani jazzisti italiani che all'interno includono qualche riferimento al mondo classico, operistico o classico nel senso sinfonico del termine, insomma, e quindi c'è una sorta di riscoperta, ecco, da parte di questa nuova generazione di cui tu fai parte, di un repertorio che ci appartiene e che il jazz scopre di
di cogliere al meglio. Ecco, volevo chiederti proprio a proposito di questo, perché questa scelta e comunque cos'è, che cosa ha animato il progetto, cioè l'idea di mettere insieme brani così diversi come incominceremo a sentire tra poco? Ma allora, sicuramente i brani sono diversi, ma accomunati da un sound, una scelta di organico musicale costante, come puoi vedere, perché appunto ci sono degli strumenti che ritornano, e poi fondamentalmente il collante di tutto sono io, nel senso che sono brani che sono legati alla mia vita, alla mia cultura e anche a quello che muove me, che muove le mie corde, i miei sentimenti, perché giustamente volevo anche mettere delle cose che mi rappresentassero in prima persona e che fossero importanti per me, per cui ci sono dei brani dentro che hanno una chiara radice napoletana ed è quello appunto che è stata poi l'idea che ha anche stimolato molto Lenny White, su cui lavorare all'inizio. Poi sai, strada facendo ci si confronta e si decide quale altri brani aggiungere anche in base ad altri criteri. In questo caso abbiamo cercato di costruire un sound che fosse mediterraneo, con un feeling jazz, con un linguaggio jazzistico, ma che fosse anche personale, quindi un po', a volte un po' malinconico, un po', io dico minore, perché dico sempre che io sono nata con un'anima in minore, armonicamente parlando, e quindi con la sesta napoletana molto. In testa. Bravissimo, è proprio azzeccato. Ecco. Per cui questa è l'unione di tutto, e poi essendo io una persona molto, diciamo, ho multitasket, multifacce, è chiaro che mi ritrovo in diversi stili, generi, e ho sempre ascoltato tantissime cose perché vengo da una famiglia molto aperta, culturalmente, musicalmente parlando, per cui non sono una monogenere purista, ma sono molto molto aperta, per questo siamo arrivati a questo, ecco. E allora adesso è l'ora di ascoltare una seconda traccia, e questa volta siamo proprio a Napoli. Donizetti stava a Bergamo, era famosissimo pure al San Carlo di Napoli, e alcune prime sono state fatte proprio lì, però insomma Pino Daniele gioca in casa, e qui l'omaggio a Pino Daniele viene arricchito da un valore aggiunto straordinario, che è quello del pianoforte di Ciccoria. Una domanda, lo hai visto mentre suonava oppure ha mandato il file? Sì, diciamo, lo hai sentito in post-produzione, il piano di Ciccoria? Allora no, lui l'ho incontrato, e poi però lui ha registrato, poi ha voluto riregistrarlo, e quindi quando diciamo il file finale ce l'ha spedito, perché lo ha riregistrato a casa sua, che lui stava a Los Angeles, e quindi ho avuto piacere di conoscerlo, è una persona squisita ed è stato carinissimo, però il momento in cui quello che voi ascoltate è stato registrato io non c'ero. Certo. Vabbè, ma è successo anche a Celentano, quindi non ti devi lo so. preoccupare più di tanto. Allora ascoltiamo una versione assolutamente inedita di Apocondria. Apocondria mi scoppia ogni minuto pieta, perché passando forte tu mi scongiacato lieta. Apocondria che sazia e dice che riuna. Apocondria è nessuna. Apocondria mi scoppia ogni minuto pietto. Perché passando forte tu mi
e scongiato lieta. Apocondria che sazia e dice che riuna se apocondria è nessuna. Questo è Pino Daniele rivisitato da Letizia Gambi con l'arrangiamento di Lenny White, veramente un sound, chissà se Pino Daniele prima o poi ti manderà una email, un sms, qualche cosa, mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensa, che lui... Ma mi pare... dimmi. Mi pare che il mio produttore che conosce il manager di Pino e anche Pino mi pare che mi abbia già portato un feedback positivo da quel lato. Io personalmente non l'ho avuto, mi piacerebbe tanto perché ecco, avere questi grandi mostri nel mio disco, mostri di bravura e leggende della musica, è una cosa eccezionale, però Pino Daniele comunque ha rappresentato un punto di riferimento molto importante per me e cioè anche solo poter avere la sua approvazione o un giorno o comunque magari fare una cosa con lui per me sarebbe una cosa molto, veramente molto molto preziosa. Chissà se ascolta o se qualcuno glielo riferisce. Intanto noi lanciamo questo appello a un altro grande protagonista di questo matrimonio tra l'America e Napoli. Lui ha collaborato con tanti musicisti americani e l'elenco è lungo. Invece il terzo... Tra l'altro Ciccoria voleva che tra l'altro Ciccoria più di una volta mi ha detto portami i saluti a Pino, peccato che io Pino non l'ho visto. Vabbè. Quindi glieli mando adesso. Glieli portiamo. Senti, invece, esatto, che crescendo nell'Italia degli anni 70 uno non può che incontrare Lucio Battisti, ma tu negli anni 70 non c'eri, scusa se ti faccio questa domanda, ma è anche un'informazione. Hai un'età che probabilmente si può ancora dire, no? Per una signorina. No, meglio di no. Possiamo dire un range? Però... non c'è. Non c'ero, certo. Non c'ero, però quel pezzo è uno dei miei pezzi preferiti, il pezzo che abbiamo scelto di Battisti, ecco, e l'hanno rifatto tutti. In Italia? Perché l'hanno rifatto tutti. In Italia, sì. Ecco, all'estero, come sta? Cioè, la scelta è stata tua, immagino, no? Perché nessuno, Lenny White non credo che conoscesse il repertorio di Battisti. No. Ecco, come hai fatto? Sai chi è che conosceva? Gil Goldstein conosceva il repertorio di Battisti perché mi ha detto che ha arrangiato tutto un album su Battisti, per cui era l'unico che conosceva perfettamente il pezzo, però non era uno dei brani su cui poi ha lavorato lui. Certo. Però abbiamo scelto quel brano perché io e Lenny White abbiamo lavorato in un modo molto particolare. Lui ha voluto ascoltare tutto quello che io amo, tutto quello che ha rappresentato, diciamo, il mio percorso musicale da quando sono nata ad oggi. Quindi io vengo dal musical, dalla danza, poi dal teatro, sono diventata attrice, ho studiato recitazione, per cui vengo anche dai musical di Broadway, fa parte della mia cultura e della mia passione. Poi sono approcciata al jazz, ho fatto la scuola di jazz, per cui sono di Napoli, mio zio era un cantante d'opera, mia madre cantava, mio padre è appassionato di jazz, ci sono tante cose che creano poi quello che è il mio bagaglio musicale. Lui ha voluto ascoltare tutto, io gli mandavo file su file di tutto quello che amavo sentire, perché lui voleva capire la mia personalità, perché tra l'altro credo che oggi come oggi pochi produttori veramente fanno questo, perché siamo al punto che io e Lenny White quando lui scrive una cosa, lui sa già
se quella cosa tocca le mie corde o no, perché sa già io con cosa mi emoziono, con quali intervalli musicali, con quali ritmiche mi emoziono, e per me è fantastico perché mi trovo sempre supportata da qualcuno che sa chi sono, io credo per un artista sia veramente un sogno trovare un produttore del genere. Per cui, tornando a Battisti, scusami, gli ho fatto sentire questo brano, gli ho detto che mi piaceva moltissimo e incontrava anche il suo gusto. Lo volevo rifare in inglese, anche era già stato depositato, già stato inciso in inglese, anche perché, come ben sai, è abbastanza complicato ricevere le autorizzazioni per dei nuovi depositi oggi, e per cui abbiamo deciso di rifarlo. Magari, ecco, abbiamo un po' cambiato l'arrangiamento, soprattutto sul finale, però io ci tenevo ad includerlo perché è una canzone molto molto romantica. Molto ecco, bene. Volevo Allora, dare un termine un po' antico. Hai fatto bene, noi ce la sentiamo, manca solo il titolo, E penso a te, che è diventata And I Think of You. Night is falling, I think of you. I'm walking home, I think of you. And as it calls me, yes I do, I think of you. How you doing? I think of you. As we live, I think of you. And I smile, I can't hide, I think of you. I don't know where your days are spent, your lovers and your friends, but I know for sure of who you have been thinking. Far beyond the city's lights, hard to dream a life. Forgive them if they never find their freedom. Freedom. It's so late, I think of you. He walks me home, I think of you. I'm so sorry, I'm so tired, I think of you. And in the shadows, I think of you. I close my eyes, I think of you. Now I'm falling, I think of you. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te. Non sono stata divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te.
E allora lasciamo Battisti nella nuova inedita versione arrangiata da Lenny White con la voce di Letizia Gambi. Torniamo a parlare con Letizia, che è collegata al telefono con noi. Adesso è il turno di un'altra grande della canzone italiana, Mina, che insomma con Battisti ha avuto anche lunghi trascorsi e insomma Mina forse è appena più conosciuta all'estero di Lucio Battisti, anche insomma se si è sempre un po' ritirata e non ha mai voluto insomma esprimersi più di tanto fuori confine. Come mai la scelta di Soli e anche qui come ha funzionato? Questa canzone, che immagino in pochi conoscessero, una canzone di Bruno Canfora che fa parte un po' del grande repertorio della televisione italiana, no? Sì, è un brano effettivamente che neanche io conoscevo onestamente. È un brano molto bello, che ha tra l'altro delle armonie veramente molto interessanti, molto belle. È venuto fuori in una session di prova e di studio insieme a Carlos Franzetti. Carlos Franzetti è un arrangiatore bravissimo, che è di origine italiana e argentina, che lavora negli Stati Uniti e anche vincitore di Grammy, è un grandissimo maestro. Ha collaborato al nostro album, e quando abbiamo fatto una delle prime riunioni in studio da Lenny stavamo appunto parlando di una serie di brani che erano diciamo nella lista delle ipotesi da fare, e mi ricordo che lui all'improvviso disse: ma come, lo conosci questo brano? Parlavamo di Mina, lo conosci questo brano vecchissimo di Bruno Canfora? E ha cominciacio a suonare, ma a orecchio, non si ricordava bene, le armonie al pianoforte, e io rimasi basita, scioccata. Sì, mi colpì tantissimo, e per cui da allora dissi: ok, no, questo lo dobbiamo fare. Poi andai a recuperare la versione originale e poi decidemmo di dare l'arrangiamento a Gil Goldstein, e io credo tra l'altro che lui abbia fatto veramente un lavoro, una cosa straordinaria, devo dire, sì, uno dei più belli. Sì. C'è questa solo di fisarmonica che ti entra, sì, insomma, un brivido lungo la schiena, decisamente. Ed è effettivamente un'occasione straordinaria. Questo tuo disco, in più, insomma, un ulteriore valore aggiunto, il fatto che possa rilanciare alcune meraviglie del repertorio italiano, un repertorio che fu grande negli anni 60-70 e poi da un po' di tempo è un po' snobbato e quindi è tornato un po' nell'ombra, no? Allora, sì, ci ascoltiamo insieme la versione di Soli e poi torniamo a parlare con Letizia. Soli, mentre la gente se ne va, restiamo soli, soli nel buio che verrà per noi. Il giorno è stato lungo, questo giorno, a non vederti, a non sentirti accanto a me, a me. Restiamo soli, mentre la gente se ne va, soli nel buio, soli nel buio che verrà. Tu sei con me, cosa
lasciamo la canzone di Bruno Canfora sullo sfondo e Letizia Gambi, volevo chiederti, insomma, effettivamente questo progetto che ha impiegato, se non sbaglio, un paio d'anni, grosso modo, no, per prendere corpo. Sì. Ecco, è così. Sì, abbastanza. È effettivamente appare come un bellissimo sogno dal quale non so se ti sei ancora svegliata, nel senso che no. cioè perché vogliamo dirlo, insomma, ha rischiato di essere candidata ai Grammy Awards, ecco, questo album, e la notizia è proprio recentissima. Cioè ha rischiato di essere candidato come miglior album di jazz vocale e anche come miglior arrangiamento strumentale che accompagna il canto in 2 canzoni, una delle quali stiamo per ascoltare. Quindi, insomma, anche se poi non ha superato, insomma, l'ultima selezione, già arrivare a quei livelli, un album di una debuttante italiana, che insomma quindi ancora da quello che una volta si diceva dalla periferia del mondo, perché il centro sta là a Los Angeles, è un sogno a occhi aperti. Sì, io effettivamente hai detto la cosa giusta, io mi devo ancora rendere conto, cioè ci sono dei momenti in cui lo guardo, l'album, e dico, ma sono io, ah sì, sono io. Cioè, perché poi è stato talmente lungo veramente il percorso che ho fatto, è da fare un film su quello che è successo per mettere in piedi questo album, onestamente, perché di disavventure ce ne sono state tanti, problemi di vario tipo. E alla fine il risultato mi fa felice, ancora devo rendermi conto appunto di chi ha suonato, delle persone che ho avuto l'onore di conoscere, di quello che mi hanno insegnato, perché oggi sono una persona diversa da quella che ero 3 anni fa, perché poi ho conosciuto Lenny White alla fine del 2009. Ecco, ci puoi brevemente raccontare, io l'ho letto insomma nelle note che gli uffici stampa diffondono, ma se ci sintetizzi come hai fatto a contattare Lenny White, insomma, perché è una di quelle cose che non è che succedono così spesso. Come ci sei arrivata? Cercherò di essere breve perché un altro film. Sì, praticamente venni contattata su MySpace, avevo il mio spazio di MySpace, da un agente che voleva rappresentarmi. Lui mi disse: vedo che parli inglese, canti in inglese, fai anche l'attrice, io lavoro negli Stati Uniti, se ti fa piacere provo a rappresentarti senza impegno, se portiamo a casa qualcosa bene, se no no. E il mio sito in questo momento è dedicato a Lenny White, quindi io valutai questa persona, la serietà di questa persona, perché appunto aveva questo sito dedicato a Lenny White, che conoscevo chiaramente come batterista di Return to Forever, di Miles Davis, eccetera, e gli dissi ok, va bene. Poi però successe che col tempo questa persona iniziò a chiedermi chiaramente di mandargli un'intervista, poi un altro file, poi delle cose, dovevo preparare del materiale per lui. E mi venne, da buona napoletana, mi venne un dubbio. E dissi, ma non è che questo magari non è vero che un manager, magari un pazzo mitomane, io non l'ho mai incontrato, devo fare tutte queste cose. Per cui volevo metterlo alla prova e gli mandai una lettera, perché vidi che c'era Lenny White in concerto al Blue Note a Milano con Chick Corea e Stanley Clarke. Per cui volevo vedere la sua reazione se io gli avessi detto che volevo andare al concerto, perché ho detto, magari mi dice sì, non andare, non disturbare il maestro, una cosa così. Quindi. Invece la sua reazione fu strabiliante, perché lui mi rispose e mi disse: Letizia, per favore, devi andare al concerto, vai, anzi ti dirò di più, vai dopo, vai a parlare con Lenny White, perché io credo che tu debba conoscerlo, tu debba parlargli delle tue idee, perché io credo che è una cosa che tu debba fare, queste cose succedono una sola volta nella vita. Ora, era stato particolarmente insistente e io avevo appena finito di leggere un libro che parlava dei segni del destino, dei segni dell'universo, cose in cui io credo. Da buona napoletana. Vabbè, io non ci volevo andare. Da buona napoletana. Io non ci volevo andare al concerto, o meglio, volevo andare al concerto, ma di certo non sarei andata a disturbare dei miti per dirgli cosa, cioè chiedergli l'autografo al massimo.
Però lui fu così forte quella mail, io la presi in maniera abbastanza seria, per cui decisi di andare. Lui mi disse di mandare una mail a Lenny White prima per chiedergli se potevo stringergli la mano, salutarlo. Io lo feci, Lenny White mi rispose e mi disse assolutamente se era benvenuta, per cui al termine del concerto al Blue Note io mi avvicinai, lo ringraziai, lo salutai perché era stato un concerto meraviglioso, e lui mi disse ho sentito dei tuoi file, ho sentito la tua voce, hai una bella voce, hai un bel timbro, e lì mi venne questa cosa di chiedergli questa opinione su questa idea che ho sempre avuto, quella di mettere insieme la mia cultura napoletana, tradurla in inglese per poter portare anche il significato dei nostri testi, che sono secondo me a volte meravigliosi, sì, al di fuori dell'Italia, e però dandogli una chiave di lettura più moderna e soprattutto più autentica, che potesse essere non l'italiana che vuole fare la jazzista però è nata in Italia, ma qualcosa che mi rappresentasse in modo personale, certo, e reale. E lui mi rispose con mio stupore, lui mi disse penso che sia una cosa molto interessante, anzi facciamo così, mandami qualcosa che se mi piace lavoro io con te. E lì Letizia non ha dormito per 48 ore, ovviamente. Posso immaginare. Perché... Lo credo bene. Per cui è nato tutto lì. È assolutamente fantastico. Insomma, sembra non vuole essere un paragone irriverente, sembra una favola di Cenerentola. Perché... Sì, anche perché ti devo aggiungere una cosa importantissima. 3 giorni dopo, quando mi ripresi, io mandai una lettera a questo agente perché volevo ringraziarlo, certo, volevo dirgli che appunto avevo parlato con Lenny White, eccetera eccetera, e le mail mi tornavano indietro perché mi diceva che l'indirizzo non esisteva. Quindi io ho fatto 10 giorni successivi a non poter più contattare questa persona, sì, perché non esisteva più. Dopo 2 settimane ricevo una mail da questa agente che mi dice: Letizia, per causa per motivi economici, per la crisi grossa che c'è qui in America, purtroppo io mi vedo costretto a smettere di occuparmi di questa cosa che era comunque per me un lavoro secondario, e devo occuparmi di altro per motivi economici. Sì. Ti chiedo scusa se ti ho fatto perdere del tempo e ti auguro tutto il meglio, eccetera eccetera eccetera. Per cui questa persona è entrata nella mia vita, mi ha fatto andare al Blue Note, mi ha fatto conoscere Lenny White ed è scomparso. Ma formidabile. Beh, veramente c'è di tutto in questa tua storia. Noi adesso fermiamoci un attimo e ascoltiamo proprio un brano che tu hai scritto insieme a Lenny White. Ci sono 3 inediti in questo album, noi ascoltiamo A Time. There's a time to make and a time to wait. We get it all too soon and why's too late. A time to remember, one to forgive, a time to take, more time to give. No one can know the length of a lifetime. Be sure to love, make good use of your time. There's a passion time, and it's called youth. But when the fire remains, you know it's true. It's like to fall, soul in soul, out of time, out of control. No need to hide. Put your hand in my hand and feel what's in my heart. You now understand. It takes heart to leave, but if you still can love, it's never too late. The sun will rise and shadows fall. Love is forever over all. And now
as I reflect through all my years on all my possessions and love's souvenirs. When I fell soul in soul, out of time, out of control. No one can know the length of a lifetime. Be sure to love, make good use of your time. Si chiama A Time, questo brano che sfumiamo, firmato da Lenny White e Letizia Gambi. Nello specifico immagino, ma ti chiedo, Lenny White ha scritto la musica e tu hai scritto i testi? Oppure c'è stato anche un... Sì, no, c'è stata una collaborazione anche nella melodia cantata, certo. Perché quello era il primo brano che abbiamo fatto insieme, quindi io avevo anche un po' più di freno, perché è chiaro che quando lavori con questi miti e con queste persone, cioè ti viene da dire qualsiasi cosa, tu dici va bene, cioè, lo credo bene. ho dovuto anche lottare perché Lenny mi diceva: Letizia, no, non devi dire sempre sì. Però è chiaro che ti viene da dire sempre sì quando parli con una persona di questa esperienza. Già, bellissimo. Senti, stiamo correndo perché voglio ascoltare ancora diversi pezzi e adesso è il turno di Modugno. So che hai ottenuto ufficialmente dalla vedova di Modugno il permesso di pubblicare una versione inglese di Tu sii una cosa grande. Come ha funzionato brevemente anche questa cosa? Ma semplicemente grazie all'editore siamo riusciti a fare ascoltare l'MP3 della registrazione dell'adattamento alla signora Franca, che stranamente, da quello che mi ha detto l'editore, ha apprezzato tantissimo la cosa e ci ha mandato una lettera di benedizione, di complimenti. Era entusiasta del nostro arrangiamento e della versione in inglese, e quindi con la sua benedizione io ho inciso uno dei brani che per me è uno dei brani napoletani più belli che siano mai stati scritti. Beh, certamente. Era il 1964 quando la lanciavano al Festival di Napoli. Era Ornella Vanoni che la lanciò, è diventata un classico, anche se Totò molto spesso rimproverava a Modugno di scrivere delle bellissime canzoni che però non erano canzoni napoletane, così gli diceva. Pensa un po'. Aveva un'idea, insomma, giustamente c'è l'idea della canzone napoletana classica che arriva fino a Passione, che tu tra l'altro riprendi nell'album e che John Turturro ha ripreso in quel meraviglioso musical girato proprio a Napoli, e poi c'è la canzone moderna napoletana, e questa di Modugno, che napoletano non è comunque una delle più belle, certamente. Ce l'ascoltiamo. You are so special in my life, the one who made me fall in love, so precious. When you look at me that way, I can truly say that I would die for you, thinking of you. Now tell me something more about you. Why, when you stare into my eyes, if also you would die for me, you say nothing. You never let me know. Tell me why, please tell me once in your life, if also you long for me too. Tell me
like I do, like I am in love with you. You are so special in my life, so precious, it's so hard to tell you so. Someone I've never loved this way before. A love so deep that I would die for. Are So Special, e questo è il titolo inglese di Tu sia una cosa grande, e ora è arrivato il turno di alcuni autori diciamo internazionali contemporanei. Hai scelto due pezzi di due personaggi di culto molto conosciuti, ma al tempo stesso anche molto ostici. Uno è Prince e l'altro è Björk. Due scelte molto originali. Anche lì mi vuoi dire, fanno parte della tua cultura anche questi? Sì, Björk, entrambi sono artisti che io stimo tantissimo. Il pezzo di Björk era un pezzo che io ascoltavo, era legato a uno spettacolo teatrale della scuola di teatro che io ho frequentato, e quindi è un brano che mi è sempre piaciuto moltissimo. L'idea di rifarlo è stata di una delle collaboratrici del nostro album, e mi piacque molto perché mi ricordava una parte della mia vita, e quindi abbiamo deciso di farlo. Mentre invece il brano di Prince l'ha proposto Lenny. Perché la sua idea era quella di trasformare un brano che nasce con un mood blues in un brano che avesse un mood tango, perché io amo i tanghi e lui sapeva che volevo fare delle cose che avessero quel ritmo. E allora, poi abbiamo un ospite quello dell'ultimo tango a Parigi è Gato Barbieri, che suona il sax nell'ultimo tango a Parigi e che da argentino doc ci ha messo insomma il suo zampino e firma un grandissimo assolo. Allora ci ascoltiamo The Question of You, firmato da Prince, riarrangiato da Lenny White e cantato da Letizia Gatto. So what is the answer to the question of you? What do I look for? What shall I do? Which way do I turn when I'm feeling lost? If I sell my soul, now what will it cost? Must I become wicked? No image at all. Shall I remain upright or get down and crawl?
siamo in chiusura, è un finale sontuoso, questo medley tra Monasterio Santa Chiara e In a Sentimental Mood di Duke Ellington, e con questo medley chiudiamo la nostra chiacchierata, e io ti auguro che questo disco possa portarti ancora di più in giro per il mondo e farti conoscere, e far conoscere anche un pezzo della nostra storia musicale, e davvero ecco, insomma, io ragionavo ascoltando questo tuo lavoro sulle tante, insomma, in realtà poi poche opportunità che ci sono per giovani artisti, soprattutto in televisione, talent show, audizioni di tutti i generi. Non credo che tu appartenga a quel mondo, no? Ecco, però ecco, quando c'è il talento non c'è bisogno, insomma, di passare per gli amici di Maria De Filippi o quel tipo di palcoscenico. Sai, a volte i canali vengono ristretti dal mondo, dalle mode del momento, e quindi anche chi magari vorrebbe porsi in un altro modo, suo malgrado deve passare attraverso certi canali che io non condivido pienamente, ma perché a volte spremono le persone e poi ti lasciano a terra dopo poco tempo, prendendo quello che possono per certo. l'audience momentaneo del programma, e non badando assolutamente né all'arte né al talento né alla crescita personale di un artista. È chiaro che sarebbe bello un mondo dove ci fossero tutti produttori come il mio, però voglio dire, chiunque abbia la forza di portare avanti un discorso artistico ha tutta la mia stima, qualunque sia il canale che decide di scegliere. Se il progetto è valido e se gli viene data la possibilità, è sempre una cosa bella. Io spero che ci siano più persone che possano realizzare i loro sogni come me, che anche se non so quanti dischi venderò, però la mia vita è già cambiata, io sono già felice così, cioè se rinasco non posso chiedere di più. Ma indubbiamente, noi intanto siamo molto felici di poter ascoltare e riascoltare questo tuo lavoro, Introducing Letizia Gambi, e quindi sulle note di Monasterio Santa Chiara, a cui segue Duke Ellington, ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stata con noi, e io a mia volta saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento alla prossima settimana con In Blue Jazz and Fusion. Grazie a tutti e alla prossima. Monasterio Santa Chiara, now my heart is sad and longing. It's because every night I think of Nabula as I see. I think of how it used to be. Nelle Capemonte, 'cause my heart is always broken when I hear the words are spoken, how my Nabula has fallen, and for how it used to be. I can't believe it. Don't wanna see it. My heart aches, for I long to be in Nabula. What can I do? What can I do? If this is true.
the sentimental mood, I can see the stars come through my room while you're loving attitude. It's like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. In Blue, Jazz and Fusion.